Non perdiamo tempo con tutte queste sigle, queste musichette, vieni un pelino più vicino a me così non sei fuori dall'inquadratura, volevi darmi la mano, ma volentieri, È un piacere. e grazie di essere qui. A chi? A Ivan Marsura. Io ti ho messo come collezionista, come presentazione, però non è proprio così, Esatto. perché tu scrivi, sei studioso, era troppo lungo, insomma, racchiudere ciò che sei. Okay. Allora, la tematica che già sto sponsorizzando da un po' è questa, il Museo dei Papi. Raccontaci tutto, il tuo progetto e poi mostraci gli oggetti. Voi non so se riuscite a vedere, sono proprio qui davanti, adesso li alzeremo. Certo. Ci sono due zuccotti, Due zucchetti, zucchetti, perdono, sono Papa ignorante in Francesco, tutte queste cose. di Papa Luciani, poi c'è una storia di Papa Benedetto- Francesco Bergoglio e Papa Luciani poi e... c'è una storia di Benedetto XVI, la mitria di Giovanni Paolo II e la cartellina appartenuta a Giovanni XXIII. Allora, partiamo dal progetto del Museo dei Certo. Papi e così li teniamo un po' lì a Certo. friggere e dopo mostriamo anche questi oggetti, alcune reliquie insomma che ci hai Certo. portato. Prego. Allora, il progetto del Museo dei Papi mi è nato, diciamo, quasi per caso, nel senso che io già da circa 15 anni studio la figura di Papa Luciani e il passo è stato breve, quindi passare dalla figura di Papa Luciani alla figura di tutti gli ultimi papi, io diciamo che come raccolta di materiale parto da Pio XII in poi, scusa, da Pio IX in poi. Quindi il passo è stato breve e ho pensato bene di lasciare per un futuro anche a Padova un qualcosa che rimanga originale. Quindi, non esistendo un vero e proprio museo sui papi, ho deciso di... Cioè uno profano come Sì. me, ma scusa, ma i musei vaticani, io li ho visti, Musei però faccio Vaticani, finto tonto. Certo, raccolgono opere d'arte e quant'altro, però non c'è una sezione espositiva vera e propria dedicata Con gli ai oggetti, pontefici. esatto, con gli oggetti Esatto. dei pontefici. Quindi, Qualche anello c'è, me lo ricordo, sì, qualcosa c'è. qualcosa c'è, però sai, la gran parte del materiale è chiuso nella sacrestia pontificia. Io ho avuto la possibilità di visitarla, è una cosa immensa. Sarebbe bello poter fare qualcosa anche lì, un'esposizione, però ovviamente ho visto La che... Chiesa in passato si è sempre nutrita di oggetti veri o falsi, Sì. proprio per far aumentare la fede, no? Erano le pubblicità dell'epoca, insomma, Diciamo che Giotto e non tutti gli solo altri dipingevano proprio Certo. per passare un messaggio, ma anche per far capire la potenza della Chiesa e divina. Certo. E poi si sa, ci fu il famoso mercato delle reliquie. Esatto. Come mai oggigiorno, vedi, ci sono un sacco di reliquie, cose importantissime che potrebbero appunto fare questo, quindi aumentare ancora di più la fede o insomma il rispetto e vengono chiuse. Guarda, perché Negate. la fede non si basa sugli oggetti e tantomeno sulle reliquie. Quindi, al di là di questo, cioè, bisogna andare oltre. Sì, questo è un parere tuo, però se vieni qui al Santo vedi una fila infinita per vedere la lingua piuttosto che... Sì, però non è solo quello, quindi si va oltre. Infatti questa idea che mi è venuta del Museo dei Papi vuole andare oltre alla pura esposizione Sì. degli oggetti, quindi c'è questo progetto di creare questo museo vicino possibilmente alla Basilica di Sant'Antonio, dove dare ai visitatori una carrellata degli oggetti appartenenti ai pontefici, però inserendo in questa esposizione un percorso spirituale. Quindi una persona entra, visita, a fianco a ogni bacheca con gli oggetti papali c'è anche cosa hanno fatto, cosa hanno detto, perché sono ricordati dalla Chiesa soprattutto. E il termine di questa esposizione vuole culminare con io la chiamerei una piccola cappella contemplativa, quindi mettere un crocifisso al centro di questa stanza e far capire che il centro unico di tutto è Cristo. Quindi, se volete porre domande, complimenti, qualsiasi cosa, 049 80 777 57. Ivan è a disposizione, Certo, giusto, per certo, qualsiasi assolutamente. domanda o curiosità. Come però ti nasce l'idea appunto di collezionare questi oggetti e come la metti poi in pratica? allora,
Che lui la fa facile. Prima gli ho chiesto, sì, ma scusa, no, non è fatto semplice. ad avere Non è semplice, non è stato neanche la per me. papalina di Papa Francesco. Fa, ma perché io lo conoscevo. Ah, beh, chi è che non conosce? Vabbè, lì è stata una piccola fortuna mia, infatti è stato l'unico Papa che ho incontrato. Guarda che foto bellissima che ho trovato. L'ho trovata Ecco, il in buon rete, pastore. è fantastica. E quella è proprio la papalina che tu ci hai portato? Quella che ti ho portato una di io quelle, ha ancora insomma. più significato, Ah. perché è la Perché? papalina Mostriamola, dai, iniziamo che a Papa mostrare. Francesco ha utilizzato per la canonizzazione dei È davanti a te la dei telecamera? papi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Infatti ha l'autentica datata 27 aprile 2014, quindi è quella sua originale, che il segretario mi ha dato in omaggio, ecco, in dono per questo scopo, quindi per il discorso del museo. E io mi auguro, sto trovando una buona risposta anche dalle persone che mi seguono, perché vedono che da parte mia c'è interesse, ma non è il mio, non è una papolateria, quindi un idolare i papi, ma è bensì il modo per dare anche alla città di Padova Sì, perché una in cosa. teoria, cioè, so che avevi ricevuto proposte proprio da Roma direttamente, tu hai detto no, io sono padovano, mi sono veneto e lo voglio fare qui. Con chi sei in questa fotografia? In quella? Sì, qua. Ah, lì sono con il cardinale Capovilla, Loris Capovilla, che ha 99 anni adesso a novembre, e in mano ho, e ce l'ho qui con me, la Sì. cartellina che lui mi ha donato, appartenuta a Giovanni XXIII, ed è stata donata dallo stesso, Mostrala pure alla telecamera. dallo stesso Giovanni Paolo II, all'epoca quando era vescovo, a Papa Giovanni. Infatti questa è una. Mostriamola meglio? Sì. Eccola qua, adesso si vede, mettila, Un po' esatto, più verso di me, qua. più verso di me. Ok. Ecco, e ovviamente Con autentica. il tutto corredato da autentica del Cardinale Capovilla, in maniera che Ma un so che c'era una domani. storia particolare però anche su questa cartellina, giusto? Sì, durante un incontro con i vescovi polacchi, a Giovanni XXIII ha ricevuto i vescovi polacchi, il cui il primate di Polonia era il Cardinale Wyszynski, e tra i tanti c'era anche l'allora vescovo Karol Wojtyla, e quindi ha una doppia. Di Cracovia. Sì, esatto, però ha una doppia valenza questa cosa, perché comunque è una reliquia di due santi, utilizzata a Giovanni XXIII e donata certo. a Giovanni Paolo II, quindi abbiamo ricordato in questa maniera anche i papi canonizzati. Altra foto che ti riguarda, ti ritrae naturalmente con altri personaggi illustri. Certo. Raccontami pure, adesso la mando in onda, ecco qua. Qui ero con il Cardinal Bertone, che all'epoca era segretario di Stato Vaticano, e lì sono stato il 17 ottobre del 2012, il giorno del centenario della nascita di Papa Luciani. E all'epoca dirigevo solamente l'archivio Albino Luciani qui a Padova, che è un archivio che io ho fondato raccogliendo all'incirca 50.000 pagine già digitalizzate di rassegna stampa su Papa Luciani e 14.000 fotografie alto materiale. E lì in quell'occasione ho consegnato la prima copia del mio libro che ho scritto su Papa Luciani. Allora adesso lo mostriamo anche perché so essere il tuo preferito, giusto? Papa Luciani, allora sì, io ho portato qui lo zucchetto che Paolo VI nel 73, quando ha creato Luciani Cardinale, gli ha imposto, quindi è ovviamente anche questo con l'autentica, ed è il suo primo zucchetto rosso da cardinale. Di Papa Luciani purtroppo devo dire che ho, purtroppo e per fortuna, ho molti oggetti, però di oggetti papali possiedo solo un autografo e un ritaglio dell'abito. Sì. Mentre da cardinale, attraverso il suo segretario personale, Monsignor Mario Senigallia, che è morto qualche anno fa, sono venuto in possesso di questi altri oggetti. Sono salvati dalla distruzione. Sì, perché lui mi ha spiegato, Ivan mi ha detto che poi il suo timore è che tutti questi oggetti, insomma, finissero buttati, insomma, persi, sì. Ed è un peccato. C'è comunque purtroppo un mercimonio di oggetti papali, io me ne rendo sempre più conto perché, devo essere sincero, molte cose le ho anche acquistate. Infatti ho qualche amico che si arrabbia con me e mi dice: ma con tutti i soldi che hai speso potevi comprarti una casa, ed è vero. Sì. Sì.
perché ad esempio, senza far nomi, un parente di Pio XII aveva degli oggetti, un zucchetto di San Pio X con autentica, gli occhiali di Leone XIII e il santino della prima messa di Pacelli, Pio XII, e io ovviamente per evitarne la dispersione li ho acquistati. Ho speso di tasca mia e quindi ho fatto questa cosa, però un domani il tutto rimane raccolto in un centro unico, ecco. Ti chiedo schietto Sì. e dopo mostriamo Sì, altri sì. oggetti, però vedi, la tentazione si sa, fa l'uomo furbo, diciamo Sì? furbo, perché comunque qui è tutto certificato e Certo, acquistato. certo. Non ti è mai venuta l'idea di dire, caspita, io ho questo oggetto, potrei farci dei soldi? Guarda, per partire con, Cioè, un oggetto del genere, secondo certo, me, lo per vendi partire come con il niente. progetto del museo mi servono fondi, Mm. all'incirca 200.000 euro. Che E oggigiorno abbiamo appena parlato di certo, più un'alluvione. di una persona mi ha detto perché non vendi qualche oggetto e tiri sui fondi per il museo? Però allora Siamo punto a capo. sono punto a capo e poi sto portando avanti questo progetto per evitare la dispersione degli oggetti papali e quindi per me venderli è come un collezionista di quadri quando ha un suo quadro preferito e glielo portano via, è come se gli mancasse il pezzo più importante della sua collezione, per me è uguale. Ti dico una stupidata, Sì, senti, non so se siamo coetanei o no, le collezioni comunque sono soggettive, certo, ognuno ha la sua. certo, Questa è una tra le più curiose che insomma ho assolutamente. visto. Sì. Di solito collezioni così le vedi su, sai, quei format tipo real time, roba del Esatto. genere, molto particolari. Parlavo proprio col sindaco di una persona, un americano che si era fatto ricostruire lo studio ovale, insomma, del Ah, sì, sì, presidente, sì, aveva addirittura, credo, la macchina di Kennedy, quindi proprio certo, quella presidenziale, quindi con un sacco di soldi certo, spesi, certo. era perfetto tutto, quindi tutte collezioni sui vari presidenti americani, oggetti dei presidenti americani. Tu invece ce l'hai appunto sui pontefici, sono cose Ce l'ho sui particolari. pontefici, però vorrei rimarcare anche una cosa, che un domani questo materiale Rimane a deve tutti. rimanere a Padova, quindi lo voglio vincolare in qualche forma perché in un futuro prosegua questo progetto e quindi allora ha un senso. È per la cittadinanza, quindi non è una cosa privata, personale. Esatto, e ti dirò di più un'altra cosa, che nello scorso novembre sono stato in udienza da Papa Francesco e ho presentato il progetto del museo e sono già d'accordo che una volta all'anno a museo avviato, il museo si sosterrà e si autofinanzierà con contributi vari che riusciremo a recuperare. Tutti Sarà gli un introiti, ticket, un biglietto per no, l'ingresso? no, ingresso libero Bello, e fantastico. il ricavato dell'ingresso libero, quindi una volta all'anno si va giù dal Papa e in mano sua si consegnano i proventi del museo perché il Papa li vada a destinare per un'opera di carità. Allora ha un senso No, anche però tu portare dici, avanti non c'è un biglietto d'ingresso, quindi donazioni? donazione purché vada per sostentare qualche opera di carità. Allora ti dico, ha un senso anche portare avanti questo tipo di discorso del Museo dei Papi. Guarda, io sono proprio pane al pane, ma perché tutta sta cosa? Hai avuto tu in passato, quindi, non lo so, un momento in cui hai ricevuto e adesso dici tocca a me donare? Come ti nasce questa, diciamo, vocazione, passami questo termine? Guarda, Questo buonismo che Ma, nel 2014 sai, insomma non stride è, sì, stranamente. è vero, non è un Ed discorso è bello, di leggilo buonismo. come... Il discorso è, io l'ho veramente preso a cuore questa cosa, perché penso che al di là di fare, cioè se io riesco a manifestare questo mio dare un aiuto a persone che hanno bisogno in questa maniera, lo dimostro in questa maniera. Quindi per me è una passione che magari si trasformerà anche in un lavoro, perché comunque stare dietro a un museo diventerà un lavoro, però so che al di là di tutto riesco a fare anche qualcosa per gli altri. E allora questo mi fa Bello, pensare onore. positivo. Ti fa onore. Pensare positivo, ecco. Proseguiamo il discorso. Degli oggetti? Esatto, se hai Ok, piacere. sì, allora questa invece è la stola che il Papa Emerito Benedetto XVI ha utilizzato in qualche celebrazione, soprattutto nell'ultimo anno, quindi
Noi l'abbiamo avuta proprio da pochi giorni questa, dono del suo segretario personale, l'arcivescovo Georg Angevin. Questa è di Ratzinger, Questa è di giusto? Ratzinger. Cioè, parliamo proprio Esatto. papale. Papa Benedetto, Papa Emerito. È di Ratzinger, esatto, il Papa Emerito. Poi il pezzo, penso, uno dei più importanti, e questo è dono invece del cerimoniere del Santo Padre, di Monsignor Guido Marini, è la mitria appartenuta a Giovanni Paolo II, con ovviamente il suo stemma papale che qui potete vedere. Eccola qui. Vieni verso di me con gli oggetti, esatto, esatto, perfetto, così sei centrale. E questa mitra è stata utilizzata da Giovanni Paolo II in qualche celebrazione negli anni '80. E ovviamente tutti questi oggetti donati dal Vaticano, comunque da persone vicine all'ambiente vaticano come cardinali, vescovi e anche altre persone, il tutto è corredato da certificazione. Sì, certo, perché sennò uno può dire è un falso, È un falso, chi me lo certifica. infatti anche qui nella scatola con lo zucchetto sotto si vede, c'è l'autentica, eccola qui, l'autentica del segretario personale. Infatti poi, se non so se vedi, cerco di sigillare ogni oggetto sono tutti in piccole teche. In maniera che nessuno lo tocchi e lo possa scambiare o anche rovinare, perché ovviamente questo c'è. L'hanno fatto con Mona Lisa, figuriamoci. Esatto, ecco. Prendi pure il tuo libro Sì. e raccontami un pochino una storia che ha comunque tuttora del mistero. Certo. Sì, ti dicevo prima di Papa Luciani che io quando ho pubblicato questo libro nel 2012 ci ho messo 5 anni di lavoro e ho scritto queste 500 pagine solo sui 33 giorni di pontificato. Quindi qui c'è tutto quello che lui ha detto e fatto in quei 33 giorni. Io ho chiesto, sì. Ti interrompo un secondo, ho detto Ivan, caspita, è il tuo preferito, che sai benissimo che c'è ancora il mistero, c'è il complotto, c'è qui. Lui mi ha detto no, è morto semplicemente purtroppo per motivi di salute. Sei certo? Hai 5 anni di studio alle spalle, eppure ancora se ne dibatte, si parla di questa cosa. La cosa che ha fatto più scalpore di questo libro è stata, la prima cosa, la pubblicazione del suo certificato di morte. E era la prima volta che veniva pubblicato dal 78 in poi. E la seconda è stata un'intervista che io avevo fatto nel 94 ai fratelli Signoracci, che erano all'epoca gli imbalsamatori pontifici, quindi venivano ad ogni morte del Papa venivano chiamati per trattare il corpo del pontefice prima dell'esposizione. Posso esprimere un giudizio Sì. personale? Sì. Tutti noi abbiamo amato Wojtyla. Sì. La cosa che più non mi è piaciuto è appunto questa prassi dell'esposizione del corpo. Non lo so, è una mia opinione, è una mia cosa. Certo. Cioè, ami tanto una persona, è brutto poi che stia lì, lo so, i fedeli, tutto quello che vuoi, metti un altro tipo di feretro. Però so. se alla fine la vedi in un'ottica cristiana, il corpo comunque è il contenitore, cioè è il rivestimento esterno. Appunto, che serve mettere in esposizione questa povera persona? Sappiamo che negli ultimi tempi aveva sofferto tantissimo, quindi era anche fisicamente provato. Non è mai bello vedere comunque un defunto così. A parte che è una consuetudine ormai perpetuata da parecchi secoli, però comunque, come per i nostri cari gli si va a dare l'ultimo in camera ardente, in camera ardente, penso che, guarda, io ti dico, io sono stato uno dei pochi fortunati che nel 2005 io non avevo mai visto Giovanni Paolo II dal vivo e vivo. La sera che lui è morto io sono partito subito con il treno, la mattina sono stato in Vaticano. Avevo una persona che conoscevo, l'ho chiamata, gli ho chiesto se era possibile dare l'ultimo saluto a Giovanni Paolo II. Vis-à-vis, diciamo, esatto. E per me, che comunque l'avrei preferito vedere vivo, per me comunque è stato un ricordo che porterò sempre con me. No, quindi, certo, Ivan, ma diciamo che quella era una camera ardente esatto. Privata, più intima, e quindi tu sai che per i nostri familiari di solito la prassi è così. Io non lo so, l'ho visto lì in piazza, appoggiato sul... Sai, è anche una tradizione questa. Quindi... Lo so, personale opinione. Proseguiamo il discorso. Ora ti chiedo, ma
come sei riuscito ad avere questa confidenza, queste amicizie, ad arrivare a personaggi così in alto? Si rideva, si scherzava durante il telegiornale, quando c'erano i servizi che andavano. Ho detto al mio collega Tullio Trivellato: già è difficile avere a volte l'autografo dell'Alessandra Amoroso di turno, o di Emma, o di chi è. E pensa che io mi vanto di avere l'autografo di Danny DeVito o di Bonnie Tyler, di Vasco Rossi, che non era per me e lui si offese pure. Quindi tu sei amico e frequenti e hai la possibilità di andare appunto in una camera ardente così inaccessibile per tutti noi. Certo. Vabbè, allora io ti dico, questa cosa, questa confidenza l'ho avuta poco a poco e gradualmente, perché ovviamente ho sempre fatto le cose alla luce del sole, quindi rendendo partecipi anche i vari cardinali e le varie persone che mi stavano... Con chi sei in questa foto, perdonami? Lì sono con il cardinale Comastri, che è l'arciprete della Basilica di San Pietro, il quale sarà ospite adesso dal 9 al 12 maggio presso il Santuario di San Leopoldo a Padova, dove faremo la prima esposizione degli oggetti papali. Quindi il progetto parte? Il progetto ora parte con delle mostre itineranti, che porteremo in giro per l'Italia, provvisoriamente. E quindi da venerdì 9 maggio sino al 12 maggio saremo presso il Santuario di San Leopoldo. Ok, avete capito, vi siete annotati insomma questa data importante. Certo. Quindi dicevi che hai avuto, grazie alla conquista, alla fiducia che ti sei... Certo, non è stata una cosa istantanea, è stata una cosa graduale. Le persone hanno capito la buona fede di questo progetto, quindi non sto facendo la cosa per me, ma la sto facendo per altri. Anche per me, ti dico, perché mi fa piacere comunque, è una cosa di soddisfazione anche mia personale. Sono pochissime le persone che hanno avuto questa fortuna, ne ricordo un'altra con affetto, è un'amica, Alida Ferrarese, che ha scritto Una fumata bianca, è una delle, forse l'unica che ha avuto la possibilità e l'ok dalla Chiesa per omaggiare quindi il Papa Wojtyla e utilizzare delle immagini che lo riguardavano in una canzone, in un brano musicale che poteva essere alla fine passato come magari commerciale, cioè con dei soldi insomma alle spalle. Quella la ricordo, è anche molto bella. Molto toccante. Esatto, ogni volta che l'ho sentita, ho visto il video, è commovente. Allora, qui mi tirano le orecchie, mi dicono di chiudere, io sarei stato ore a chiacchierare. Ivan Marsura, grazie di essere stato qui con noi a parlarci insomma, di questa tua preziosa iniziativa. Io ringrazio anche voi per essere stati in nostra compagnia, in nostro ascolto. Torniamo domani con altri approfondimenti alle 19:15 con iReporter per te. Ringrazio Denis in regia. Grazie ancora. Grazie mille a te.